Una maturità diversa. Dopo Gianmaria, ecco Maddalena, un'altra studentessa, ha deciso di presentarsi all'esame di maturità, rifiutando però di sostenere il colloquio. È accaduto al liceo scientifico Galileo Galilei di Belluno, frequentato da Maddalena Bianchi, che ha scelto di non affrontare l'esame orale. Un gesto inaspettato il suo, ma tutt'altro che improvvisato. Davanti alla commissione, Maddalena ha spiegato le sue ragioni con parole semplici ma forti. Ero preparata, ma in questo modo mi sono tolta un peso. Una rinuncia consapevole, come ha poi raccontato, nata da un rapporto complesso con l'esperienza scolastica, non una protesta aperta, ma un momento di sincerità. Qualche prof ha capito, ha detto, lasciando intendere che il messaggio è arrivato a destinazione. Ora Maddalena guarda avanti, nel suo futuro c'è l'università e in particolare il sogno di studiare astronomia. Un gesto, il suo, che divide, ma che apre comunque una riflessione sul significato della scuola e del modo in cui viene vissuta dagli studenti e che fa discutere i docenti. Su Orizzonte Scuola parla il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che propone che tutte le prove, incluso l'orale, diventino obbligatorie per rispetto delle regole e per evitare fenomeni di emulazione. La prova orale, ben inteso, è obbligatoria per tutti, ma in casi eccezionali e con punteggio già garantito, uno studente può decidere di non affrontarlo, purché il punteggio minimo della sufficienza, 60 su 100, sia già garantito.